28 creatori di contenuti nei social, 28 narratori del Veneto, una sfida che la Regione lancia per una comunicazione digitale in cui confluiscono tutti gli aspetti del territorio, natura, arte, enogastronomia, ma anche elementi nascosti ed inediti della Regione. È il progetto Veneto Creators, fino al 7 giugno 7 squadre creeranno contenuti, 2 video per ogni componente ed un video di squadra. Una promozione delle eccellenze affidata al web, un linguaggio moderno per questi innovativi ambasciatori. I creators sono principalmente profili molto giovani, ma non sempre, nel senso che sono profili misti. La cosa che ci interessa non è tanto l'età, ma il fatto che sappiano utilizzare il digitale e sappiano utilizzare contenuti che parlano in modo innovativo e quindi raccontino il nostro territorio con una forma nuova. Quali sono le caratteristiche di questo linguaggio nuovo? Allora, sicuramente i formati sono formati legati a dei ritmi più veloci, quindi ai social media, e che parlano, se questo è il termine che posso utilizzare, il linguaggio degli algoritmi dei social media, quindi sono proprio strutturati a livello di tempistiche, modalità, inquadrature, musiche utilizzate e parole che vengono utilizzate ai social media, Instagram e TikTok. La voce narrante che seguirà le varie squadre sarà Nicola Canal, il Canal, il primo influencer in lingua veneta. E sono felice di conoscerli, di rubare anche da loro un sacco di trucchetti nuovi, perché sui social bisogna essere sempre in trasformazione e più giovane sei, più bravo sei in questo, secondo me. Quindi io sono già un po' boomer, posso dirlo? E da loro cerco di rubare qualcosa che ancora non so. Da una boomer reale, sì. Ti sei inventato un mestiere in questo modo? Inventato un mestiere, io dico sempre, chissà quanti mestieri nuovi ci saranno fra 30 anni che adesso non ci sono, no? E che non si riescono neanche a sognare, quindi magari ci sono dei ragazzini che vorrebbero fare delle cose che non ci sono ancora. Così è capitato a me, quando ero piccolo avevo delle idee sul mio futuro, ma di certo non mi aspettavo di iniziare il lavoro da influencer, come dico io. Dico influencer così mi differenzio dai tanti ormai, dai milioni di influencer che ci sono.